Mirko Di Gerone, avete avuto pazienza fino in fondo per trovare insomma, questa vittoria contro un Novara che è sceso qua per diciamo, fare un'onesta partita. No, Novara ha fatto una buonissima partita e noi sinceramente non abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo portato a casa una partita con un po' di fortuna, con un po' troppa fortuna per i miei gusti, ma l'ho vista da come era partita, siamo stati troppo disordinati, troppo tesi e abbiamo fatto una gara contratta, molto contratta, responsabilità mia, lo dirò sempre che la responsabilità è sempre dell'allenatore, però non mi è piaciuta. Mi tengo i 3 punti, ci teniamo stretti i 3 punti che sono importantissimi, però dobbiamo cambiare registro perché abbiamo troppo alti e bassi e quindi andando avanti così rischiamo di complicarci la vita. Ne siamo consapevoli, i ragazzi ancora più di me, e quindi sono molto fiducioso per questo. In questo momento stiamo mettendo tanto cuore, però non stiamo mettendo tanta testa e dipende da me risolvere anche questo problema. Comunque stasera non avevi Muglia, infortunato, quindi anche dal punto di vista dei cambi un uomo in meno, insomma ti è mancato. Sì, noi abbiamo bisogno di far ruotare la formazione perché comunque cerchiamo di fare anche abbastanza, ok, un hockey propositivo, cercare di essere un po' anche pressanti nella nostra metà campo a livello difensivo e quindi un cambio in più, un cambio in meno è determinante, ma non dobbiamo cercare alibi per l'assenza di Samuele che per noi comunque è un giocatore importante, dobbiamo solo ragionarci sopra da domani mattina perché, ripeto, abbiamo fatto 3 punti, contentissimi per questo, ma la prestazione oggettivamente non è stata all'altezza del CGC Viareggio che vogliamo. Martedì sera c'è questo derby, il Forte ha vinto a Giovinazzo ribaltando una bella partita, dimostrando di essere vivo, quindi arrivate là da ex te, insomma, Belli, Torner, Ambrosio, Elia Cinquini, insomma, ecco, che spirito affronti questo derby da ex? È la prima volta poi del resto che affronti il Forte. Ma io di derby ne ho fatti tanti perché Centro. col Veneto, in Veneto sai che è un derby attaccato all'altro, con il centro è il primo. Per me, dicevo prima ai ragazzi, per me con tutto rispetto per quello che è il tifo e tutto quanto, per me sono partite da 3 punti, perché dobbiamo viverla in maniera professionale e dobbiamo viverla in maniera concreta e con testa, perché viverla un po' in maniera diversa si rischia di arrivare là con tensioni, con giocatori magari bloccati un po' di testa. Io sono contento, ci sarà sicuramente una grande cornice di pubblico e questo mi fa molto piacere, però è una partita che vale 3 punti per noi addetti ai lavori, quindi dobbiamo arrivare lì consapevoli che il Forte di Marmi comunque le prestazioni che sta facendo non sono male, anzi questa sera l'ha dimostrato perché anche comunque per gran parte della partita col Trissino ha tenuto botta e ha giocato con cuore e con grinta, quindi ce la metteranno tutta come è giusto che sia e noi dobbiamo essere un po' più lucidi e un po' più esperti.